Cosa ne pensi dei ciclisti che quando si allena si mette in mezzo alla strada in do? Certi meriteria una piazza bevuta, se ne starina secondaria ok, una strada principale anche no perché gente che ha da lavorare. Se te che andare in giro per un po' di coglioni sta a casa, se te vai via sta sveglio. Vado in Mona perché occupano sempre la strada e è pericoloso. Portare i bambini a scuola alle 8, mi vedo i ciclisti e proprio quell'ora devono andare in giro. Ciclismo bravi, sono bravi. Buone gambe. Bravi. Devo correre in fila indiana, sempre, che è molto pericoloso. Io sono nativo di Caorle, ero l'amico d'amore Eurofei, dell'amicizia. Masinga, mi chiamo Masinga. Per me, per tutto il mondo sono Masinga, perché Caorles è figa e organizzare una roba massa bea. Non so niente di ciclismo, sogno fare un giretto. Strike direttamente con la macchina, ma adesso che esco anch'io in bicicletta sono comprensibili e li capisco. Io non fallo italiano, fallo portoghese, ma... Dico a tutti i miei colleghi, oh Vezzo com'è là? Io lo dico a tutti io qua. Porti un po' di Veneto anche al Giro d'Italia. Sempre. Se non ce la faccio passare suono. Non con cattiveria. Quella appena toccato il clacson anche per dire attenzione che ci sono. Dico che è difficile sentire. Il ciclista professionista fa fatica ad andare sulla pista ciclabile. Quelli che non sono professionisti andassero sulle piste ciclabili risolveremmo un sacco di problemi. Questo è il tuo? No, questo sei il disturbatore. Sei il disturbatore.